questione del basco è abbastanza illuminante, perché se tu imponi a scuola uno standard che i ragazzi studiano e che poi non trovano nella società loro, perché tornano al loro paese e non lo possono parlare né con i nonni né con i genitori perché hanno una varietà che è completamente diversa dallo standard, è chiaro che una politica di questo tipo sarà fallimentare. E grosso modo è quello che potrebbe succedere se la regione dovesse insistere con un modello tipo quello della LSC, che per fortuna è nato solo per produrre dei documenti in uscita della regione, ma qualcuno, l'ufficio regionale, ha cercato magari di imporlo anche oltre questo, per esempio nelle scuole o negli uffici linguistici comunali. E quindi questo chiaramente dimostra che invece è fattibile un modello in cui lo standard sia vicino alle parlate locali. L'ho detto prima, cioè il sardo ha queste due macrovarietà perfettamente conosciute. L'unico problema potrebbe nascere in quei paesi che sono nella fascia di mezzo, che parlano una varietà che è un po' mischiata tra il logudorese e il campidanese, in cui potrebbero avere qualche difficoltà magari nella scelta. Ma nel momento in cui tu disponi di due norme che sono comunque studiate come dire, essendo di una stessa lingua, che quindi hanno più o meno la stessa sintassi, la stessa costruzione, diciamo così, della lingua, e sono abbastanza corrispondenti l'una con l'altra. Nel momento che tu metti gli elementi dell'uno e gli elementi dell'altro, chi vieta che i paesi che stanno in mezzo non possano utilizzare gli elementi a loro piacimento secondo quello che è la loro parlata? Qui c'è l'unica questione sarebbe forse quella della produzione di materiale didattico, che dovrebbe essere fatto comunque nelle due varianti. Questo chiaramente è una spesa in più se avessi una variante unica, ma se poi la variante unica nella pratica non la puoi utilizzare e soprattutto non hai risultati, è inutile, non serve a nulla anche risparmiare qualche soldo per fare i libri, insomma, in una sola variante. Ripeto, io vedo come un esperimento alla portata quello di una appunto sperimentazione che venga fatta su tutto il territorio della Sardegna nelle varie varietà che sono praticate in loco, diciamo, perché qualsiasi altro tipo di formulazione che sia avulsa dalla consuetudine linguistica, diciamo, delle singole aree, non solo comporterebbe uno sforzo maggiore anche in termini economici, ma poi avrebbe proprio la sindrome del rigetto da parte di chi è chiamato a praticarla. Quindi insomma mi pare convincente la vostra, insomma, la prospettazione che facevate, e poi le esperienze si sprecano all'estero, dovunque si è ritenuto meritevole di investire su questo abbiamo avuto dei grandissimo ritorno, non solo in termini, come dire, cosmeticamente identitari, che insomma porterebbero a poco, ma è un investimento di valore, che poi è un valore sociale, un valore culturale, un valore di consapevolezza, quindi avrebbe mille ricadute, insomma. Credo si debba andare in quella direzione, partendo da questa legge che comunque già c'è, immaginando subito gli emendamenti da apportare, immaginando subito le integrazioni che possano velocizzare l'iter, perché lo vedo davvero troppo farraginoso e troppo lento, decine di esperti oggettivamente, insomma, volendo pur bene agli esperti e ai colleghi universitari, ma insomma non è che non possono che impiegare mesi e mesi, se non anni, nel trovare poi un equilibrio comune, e altre procedure innescate dalla legge mi sembrano davvero pletoriche, ma immagino che siano state frutto di un compromesso, come spesso avviene. Però quella legge c'è, io non la perderei di vista, perché quella legge c'è. Immaginare quindi gli emendamenti, le integrazioni, come poterla velocizzare, e soprattutto
L'ho notato anche stamani, ho fatto dei passaggi a Roma su questa materia. Non è che lo sappiano in tanti che è stata adottata questa legge. Quindi innescare anche una interazione con il Ministero, anzitutto, per cercare di capire come anche il Ministero dell'istruzione possa, sul versante in particolare educativo, mettere a sistema una serie di iniziative complementari che vadano in quella direzione, ecco, credo che sia una cosa da fare con estrema urgenza. Insomma, quindi il novero delle cose fattibili per non arrampicarci su sentieri impervi, insomma, c'è, lo possiamo immaginare, credo che a questo punto basti, appunto, parlando dell'associazione che ci ospita, tradurre il pensiero in azione e cominciare a fare le cose.